Un esposto denuncia alle autorità competenti come Procura di Agrigento, ARPA, ASP è stato fatto da Mario Amico di Agrigento per Claudio Lombardo, suo responsabile. È incredibile come ancora nel 2020 l'isola di Linosa, piccola e splendida delle Pelagie, non abbia ancora un depuratore. Da sempre tutte le fogne dell'isola arrivano direttamente in mare attraverso un canalone senza alcuna depurazione, ma se tutto ciò non bastasse, ultimamente una parte di queste acque arrivano pure dentro il porticciolo turistico, costringendo i pescatori e i turisti a convivere con questa emergenza sanitaria. Invece di spendere milioni, afferma Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico, per finanziare i progetti di look assolutamente inutili e discutibili, sarebbe molto più proficuo costruire un depuratore ed evitare di continuare a scaricare in mare le fogne non depurate. Le immagini parlano da sole.